Spagnolo, si resta fuori dal pitturato per la Dolomite Energia. Buona la finta di Lockett a mandare fuori tempo Allman, poi la penetrazione e anche qui il bank shot. Sono 7:57 i minuti alla fine dei primi 10 di gioco, perché sbaglia il libero Spagnolo, quindi Atkins in post basso prova a giocare col perno, poi va da Flaccadori, Cappelletti rimane un po' sulle gambe, buonissimo il movimento di Flaccadori per bruciare, mentre Cappelletti è già dall'altra parte cercando una soluzione, prova a far tutto da solo, un po' di spazio lasciato lì da Flaccadori di questa partita. Xavier Johnson, il pallone per Imbro, ancora Johnson, ruota bene la sfera, la Tezenis trovando Inari Coleman sul parquet. Imbro, mentre si ritorna a giocare al pala AGSM, trovato Sanders che prova a mettere anche questa tripla in faccia a Jamal Crawford rispetto al 59.1 da 2. Lockett, buona la finta a disorientare la difesa della Tezenis, a farla muovere, ma soprattutto buono anche il pallone. 17 rimbalzi totali anche per la Tezenis, che qua perde un pallone con Cappelletti che si lamenta per una spinta su Henderson, quindi Spagnolo si attacca e si aggrappa a canestro. Sono 9 punti per il numero 11 che adesso deve difendere su Udom. Dolomite Energia che passa dalle mani di Darian Atkins, un po' tutto fare il giocatore col 44, quindi Crawford da 2, 6 punti, un giocatore che sta aiutando la Tezenis questa sera, ma soprattutto Allman vede e trova Cappelletti. Udom gli mette la mano in faccia, Cappelletti riesce a disorientarlo, a cercare a trovare questa tripla fondamentale, 74-69, come dicevamo, dall'arco 35% contro il 30% tra Verona e Trento. Ottimo scarico per Henderson, c'è fuori Spagnolo che può prendersi questi ultimi 3 secondi il compito di segnare, l'errore, poi il tap-in che non c'è, finisce qua 77-77. Non è una gran serata per lui dall'arco, la palla di Lockett viaggia ancora per Spagnolo che viene a prendersi questo pallone, dandolo poi a Crawford, tripla che non entra. Grasulis a rimbalzo, aiutato poi da Lockett. Attenzione a questa transizione con Lockett che la alza per la layup vincente su Atkins. È stata brava la Dolomiti a trovare forze mentali, anche energia in più. Allman per questa tripla che può voler dire 86-90, 92-86, 3 secondi di fatto titoli di coda ormai su questa partita. Una bellissima partita. Allman lascia la sfera, come potete vedere 12 punti per Crawford, 100% questa serie liberi rispetto alla sua media.